Grado, quante volte ci sono stato? Venite con me, vi mostrerò la bellezza della sua diga e qualche scorcio del parco. Ma per arrivarci, prima, dobbiamo attraversare il lungo ponte, chiamiamolo così, dal quale si può ammirare l'azzurro dell'acqua, le isolette e le spiagge, su alcune delle quali si trovano i casoni dei pescatori. Chi giunge a Grado non può non notare l'isola di Barbana, con il santuario dedicato alla Madonna. Ed eccoci a Grado, l'isola del sole. La stagione estiva deve ancora cominciare, per cui le spiagge sono ancora tranquille. Si può dire che la diga cominci qui, sotto a questo stranissimo condominio chiamato Zipster. Lungo la diga ci si può rilassare passeggiando ed ascoltando il rumore del mare. Ci si può sdraiare o sedere a leggere o prendere il sole sui massi posti a protezione dalle onde. Camminare sulla diga di Grado non è per niente monotono. Ci sono le belle architetture dei palazzi vicini da ammirare, scorci da osservare, il monumento ai caduti dell'area, la biblioteca ed altre strutture originali. L'acqua è molto limpida, tanto che si possono scorgere tutte le conchiglie sul fondale. Ti ringrazio per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, lascia un mi piace ed iscriviti al canale. Non ti perderai così le mie prossime avventure. E se ti va, seguimi pure sui social. Oggi posso dire Grado, Lucoral è stato qui. Un saluto con tanto mare da Lucoral.